Un funzionario della Protezione Civile regionale siciliana avrebbe ottenuto soldi da un imprenditore per velocizzare i pagamenti di lavori eseguiti. Sulla sua scrivania sarebbero stati posati 3 pacchetti, probabilmente soldi, presentati alla consegna come caramelle. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno così eseguito un'ordinanza ai domiciliari per corruzione emessa dal GIP sia nei confronti del funzionario regionale che dell'imprenditore accusati di corruzione. Le indagini condotte dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero fatto emergere che il funzionario addetto alle procedure di liquidazione in cambio di denaro si sarebbe adoperato per velocizzare i controlli di propria competenza e sollecitare i propri colleghi a svolgere prontamente i loro adempimenti affinché venissero pagati in tempi brevi fatture per circa 130.000 euro. L'imprenditore sarebbe stato il referente di 2 società del Messinese nel settore edile che hanno eseguito lavori di pubblico interesse commissionati dai comuni delle province di Caltanissetta e Messina. I 2, secondo la tesi dell'accusa, si sarebbero incontrati nell'ufficio alla Protezione Civile e qui contesta la Procura di Palermo sarebbe avvenuta la consegna dei soldi quale pagamento dei servizi ottenuti dall'imprenditore. Agli arresti domiciliari indagati per corruzione sono finiti Luigi De Luca, di anni 63, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, e Sebastiano Grillo, di anni 69, un imprenditore referente delle nuove società Tecnopolis SRL e Grillo Infrastrutture SRL. La consegna dei pacchetti di caramelle da parte dell'imprenditore è stata ripresa dalle telecamere nascoste dalla Guardia di Finanza nell'ufficio regionale e sul funzionario della Protezione Civile arrestato interviene il presidente della Regione Schifani, affermando come esprimo il mio massimo apprezzamento per l'inchiesta della magistratura sul presunto episodio di corruzione che sta interessando la Protezione Civile regionale, auspicando che si faccia luce il prima possibile su quanto accaduto.